Udine punta sulla cartellonistica bilingue. Di concerto con l'Arlef ha in programma l'incremento della segnaletica stradale e la sostituzione di quella attuale. In arrivo a Udine nuovi cartelli per la toponomastica. Lo scopo è di valorizzare la città, fulcro di una regione caratterizzata dal bilinguismo. Con l'Arlef abbiamo partecipato a un bando per poter avere un finanziamento di massimo 50.000 euro, di cui il 70% regionali e 30% il Comune di Udine, per sostituire, inserire tutta una serie di tabellonistica stradale, bilingue, italiano e in lingua friulana, sulle varie parti della città, di cui una ventina sono i grandi, diciamo, le grandi strutture, quelle che danno delle segnaletiche all'inizio, per esempio dell'entrata in città, nei punti principali e anche nelle parti di svincoli più importanti. Poi ci sono 300, diciamo, direzionali. Direzionali vuol dire quelle orizzontali che segnano praticamente i vari posti, le varie località, i parchi, e poi 50 quelli marroni turistici che sono necessari per dare anche una impronta identitaria, se così vogliamo chiamare, del nostro Udine, insomma.